la goccia che le ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l'accanimento da parte dei controlli, che comunque questa sensazione di non essere considerato, di non essere visto, di non avere, nessuna tutela, ecco. Lui secondo me si sentiva veramente vittima del sistema. È una vicenda che obbliga a porsi degli interrogativi, quella di Nadim Faraz, il 37enne pakistano che in preda alla disperazione sabato sera si è dato fuoco per strada a Oderzo. Destinatario di un mandato di cattura europeo per un reato che qui neanche è punito, il 37enne si trovava ai domiciliari e per questo motivo, conferma l'avvocato, non gli è stato possibile vaccinarsi. Lui aveva l'autorizzazione che gli era stata riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia di recarsi quotidianamente al lavoro, e però, non aveva la possibilità di ottenere il Green Pass. Ai carabinieri aveva chiesto di potersi recare a farsi quantomeno il tampone in farmacia, ma gli era stato negato perché al momento non c'era un'autorizzazione in tal senso da parte della Corte d'Appello, per cui lui poteva assentarsi da casa solo per andare a lavorare, ma non per andare a farsi il tampone. Né tantomeno per andare a vaccinarsi. Gli è riuscito di farsi la prima dose solo mezz'ora prima del tragico gesto, la stessa sera in cui ha ricevuto la seconda sanzione consecutiva da 420 euro perché si trovava al lavoro senza certificazione verde. Ma una seconda opportunità probabilmente non riuscirà ad averla, stando a quanto hanno spiegato all'avvocato i medici dell'ospedale di Verona. Mi ha detto la dottoressa che, è gravissimo e che probabilmente non ce la farà. Mhmm, Anche se dovesse farcela comunque sarà un calvario per lui, perché dovrà sottoporsi a un numero imprecisato di interventi, e rimarrà probabilmente sfigurato e comunque, pesantemente meno male per tutta la sua vita. Lui che sognava di fare l'imprenditore. Soprattutto nell'ultimo periodo il suo pensiero fisso era quello di farsi lui, di diventare titolare di un negozio, perché lui voleva proprio insomma riscattarsi.